Mi chiamo Scaffidi Domianello Silvia, sono un'infermiera e lavoro in direzione delle professioni sanitarie. Il mio compito oggi è quello di darvi il benvenuto a nome di tutto lo staff di direzione e di presentare l'unità operativa complessa direzione professioni sanitarie in termini di organizzazione, funzioni, componenti e delle sue articolazioni funzionali. Al termine della presentazione dell'unità operativa complessa Direzione Professioni Sanitarie presenteremo anche il percorso di inserimento del personale neoassunto e neoinserito del comparto. La Direzione delle Professioni Sanitarie è un'unità operativa complessa in staff al direttore sanitario e collabora con tutte le apicalità e le professionalità aziendali. L'obiettivo generale della Direzione Professioni Sanitarie è quello di concorrere al raggiungimento della mission aziendale, degli obiettivi generali e specifici della pianificazione aziendale e in particolare di garantire lo sviluppo dei processi e dei programmi di competenza, la definizione, la direzione e la valutazione del sistema di governo dell'assistenza infermieristica generale e specialistica, dell'area tecnica preventiva riabilitativa in collaborazione con i dirigenti di assistenza infermieristica e tecnica dei processi trasversali e dei dipartimenti aziendali e di concorrere nell'assicurare un'assistenza sanitaria personalizzata e di qualità, promuovendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche, deontologiche e professionali, nonché organizzative. Inoltre, si pone in una prospettiva di sviluppo e valorizzazione delle professioni e delle competenze, di valutazione dei processi assistenziali attraverso l'adozione di indicatori di esito, di innovazione, di sviluppo organizzativo e di ricerca, perseguendo il miglioramento continuo dei servizi offerti orientato alle buone pratiche. Questa tabella riporta i dati aggiornati a maggio 2022 relativi alla suddivisione del personale dipendente afferente alle classi delle professioni sanitarie e del personale di supporto. In questa nuova tabella i dati sono quelli relativi al personale dipendente e vengono presentati suddivisi per ciascuna professione sanitaria inclusa nella classe delle professioni sanitarie, infermieristiche ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Questo invece è il dettaglio relativo al personale di supporto. L'unità operativa complessa Direzione delle Professioni Sanitarie si articola in 4 aree di responsabilità collocate in staff al direttore di unità operativa complessa e denominate formazione, corso di laurea in infermieristica, risorse umane e modelli organizzativi ed assistenziali. La direzione delle professioni sanitarie è funzionalmente articolata in 3 unità operative semplici, denominate professioni sanitarie ospedale, professioni sanitarie territorio, professioni sanitarie dipartimento di prevenzione. Da qui in poi verranno presentate le aree di responsabilità della direzione delle professioni sanitarie, non solo sulla base della loro collocazione nell'organigramma aziendale e dell'afferenza, ma anche per le principali funzioni affidate. I componenti e i recapiti che saranno indicati nel corso della presentazione sono pubblicati nella sezione dell'intranet aziendale denominata UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, raggiungibile attraverso la sezione Strutture e Comitati Aziendali. L'area formazione concorre al raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore dell'unità operativa complessa Direzione delle Professioni Sanitarie attraverso l'organizzazione dei tirocini curriculari dei corsi per le professioni sanitarie, triennali, magistrali e master, per OS, per tesi, i tirocini cosiddetti di adattamento e i tirocini per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana attraverso la funzione di referente organizzativo aziendale per i tirocini delle professioni sanitarie. L'applicazione a livello aziendale della DGRV 1439 del 2014 in relazione alla funzione di guida di tirocinio aziendale per studenti di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. La definizione del fabbisogno formativo attraverso la funzione di referente della formazione per la direzione delle professioni sanitarie, la collaborazione con la direzione aziendali nell'ambito del processo di budgeting e la collaborazione con le aree in staff alla direzione delle professioni sanitarie e con qualsiasi altra realtà aziendale che richieda supporto per la progettazione e la conduzione di azioni di miglioramento per lo sviluppo professionale o per la valorizzazione delle risorse umane. Il corso di laurea in infermieristica ha la finalità di formare laureati in grado di svolgere in autonomia le funzioni preventive, curative, palliative e riabilitative che caratterizzano la professione infermieristica in ambito ospedaliero territoriale, residenziale, domiciliare, ambulatoriale e libero professionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L'acquisizione delle competenze professionali, intellettive, relazionali e tecniche è raggiunta tramite attività formative d'aula, ossia le lezioni, apprendimento delle abilità pratiche e relazionali in occasione di laboratori, tirocini, tutorato individuale, lavori di gruppo e studio individuale, attività che si realizzano all'interno del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Padova, della sede di Monselice, e in collaborazione con tutte le strutture sanitarie ospedaliere, territoriali e residenziali dell'azienda ULSS Euganea. La formazione clinico-assistenziale pone particolare attenzione al processo di presa in carico, alla relazione d'aiuto, nonché all'applicazione delle evidenze scientifiche nel processo di soluzione dei problemi della persona. Il corso di laurea in infermieristica partecipa ai progetti Erasmus for Study ed Erasmus for Traineeship, con i quali gli studenti possono effettuare periodi di apprendimento e tirocinio all'estero. Come anticipato, le informazioni relative allo staff e di contatto sono reperibili tramite i canali di comunicazione aziendali, in particolare l'intranet, e alla direzione delle professioni sanitarie afferisce anche il tutor didattico dei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Padova, triennale in fisioterapia e magistrale in scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione. All'area risorse umane della direzione delle professioni sanitarie sono affidate la programmazione e il monitoraggio delle dotazioni quali quantitative del personale, in linea con i piani triennali di fabbisogno di personale secondo la normativa regionale per gli standard di dotazione. La collaborazione con l'unità operativa complessa risorse umane nella fase di reclutamento e assunzione del personale e assegnazione alle unità operative semplici professioni sanitarie, ospedale, territorio e dipartimento di prevenzione per la procedura di accoglimento, inserimento e valutazione. La predisposizione delle richieste trimestrali di assunzione di risorse per la sostituzione di personale cessato a vario titolo, la supplenza delle assenze e le eventuali richieste di acquisizione di risorse extra turnover a seguito di progettualità aziendali o di unità operativa complessa. Il monitoraggio delle domande di mobilità interne o interaziendali e collaborazione con le unità operative semplici, professioni sanitarie, ospedale, territorio e dipartimento di prevenzione per coordinare l'iter di presa in carico. La collaborazione con l'unità operativa complessa risorse umane per la corretta applicazione degli istituti contrattuali e dei regolamenti aziendali, la collaborazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo aziendale relativo ai flussi sulla gestione delle risorse umane e la partecipazione alla definizione e all'implementazione di percorsi di sviluppo di competenze e o di carriera per il personale. All'area modelli organizzativi ed assistenziali sono affidati lo studio e l'applicazione di modelli organizzativo-assistenziali per il miglioramento della qualità dell'assistenza, appropriati per soddisfare i bisogni della persona e la presa in carico integrata. La promozione o la collaborazione nell'elaborazione, revisione, implementazione e monitoraggio di percorsi e o procedure relativi alla pratica clinico-assistenziale e organizzativa, la collaborazione o la promozione di studi di natura clinico-organizzativa, il recupero e la valutazione delle evidenze di letteratura in funzione degli obiettivi dell'area, della direzione professioni sanitarie o su richiesta nell'ambito di iniziative promosse da altre strutture. La collaborazione nella progettazione e nella conduzione di azioni di miglioramento per lo sviluppo professionale e per la valorizzazione delle risorse umane e la collaborazione a progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali o aziendali, anche in integrazione con strutture aziendali, come ad esempio in occasione del recepimento aziendale di linee di indirizzo regionali in tema di principali esiti correlati all'assistenza o della partecipazione a progetti di miglioramento e studi promossi a livello aziendale o regionale. L'intera equipe della direzione delle professioni sanitarie si trova a Padova nella sede di via Scrovegni 14 al quarto piano. Come anticipato, la direzione delle professioni sanitarie è funzionalmente articolata in 3 unità operative semplici, che principalmente svolgono funzioni inerenti al coordinamento delle professioni sanitarie e di supporto attraverso logiche di gestione quali reclutamento, accoglimento, inserimento, applicazione degli istituti contrattuali di competenza e mobilità intra ed extra-aziendali, per favorire un'efficace e razionale organizzazione, gestione ed integrazione dei professionisti sanitari e delle figure di supporto nei team multidisciplinari, alla rilevazione del fabbisogno quali quantitativo del personale delle varie unità operative e servizi, alla programmazione delle attività in collaborazione in primis con la direzione aziendale, raccogliendo infine feedback periodici da parte dei coordinatori delle professioni sanitarie di area, alla collaborazione per la definizione e all'implementazione di nuovi modelli organizzativi assistenziali
supportando il cambiamento organizzativo, tenendo conto dei diversi setting di cura e promuovendo la continuità dell'assistenza, alla collaborazione per la progettazione e implementazione di progetti di ricerca e di miglioramento della qualità della presa in carico, favorendo l'utilizzo delle buone pratiche basate su evidenze scientifiche, il monitoraggio e la valutazione degli esiti sensibili all'assistenza, alla collaborazione per la progettazione e l'utilizzo di percorsi diagnostico, terapeutici, assistenziali e di percorsi di cura integrati tra i servizi dell'area ospedaliera, territoriale e del Dipartimento di Prevenzione, alla collaborazione per la pianificazione della formazione e dell'aggiornamento del personale nell'ottica della valorizzazione e mantenimento delle competenze e alla formazione degli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. L'unità operativa semplice professioni sanitarie ospedale dipende gerarchicamente dal direttore della funzione ospedaliera e opera in sinergia con l'unità operativa complessa direzione delle professioni sanitarie per le funzioni di competenza e secondo gli obiettivi definiti dalla direzione strategica. Inoltre promuove le attività trasversali alle tecnostrutture aziendali, collaborando con le altre unità operative semplici delle professioni sanitarie. L'unità operativa semplice professioni sanitarie ospedale è articolata in ulteriore 7 aree di responsabilità, che sono il Dipartimento Transmurale Funzionale Materno-Infantile, l'area della diagnostica di laboratorio per immagini, il Dipartimento Funzionale di Riabilitazione Ospedale Territorio, l'area dei distretti denominati Padova, Bacchiglione, Terme Colli e Piovesi, che include l'ospedale di Piove di Sacco, l'area del distretto denominato Alta Padovana, che include gli ospedali di Campo San Piero e Cittadella, l'area del distretto denominato Padova Sud, che include l'ospedale di Schiavonia. Queste sono le principali funzioni affidate all'unità operativa semplice professioni sanitarie ospedale. La direzione dell'unità operativa semplice professioni sanitarie ospedale si trova in via Enrico degli Scrovegni 14 a Padova ed è affidata alla dottoressa Marini Irene, così come la gestione delle professioni sanitarie della sede di Cittadella. All'ospedale di Campo San Piero la gestione delle professioni sanitarie è affidata alla dirigente dottoressa Zaramella Maria Santina. All'ospedale di Piove di Sacco la gestione è affidata alla dirigente dottoressa Buggio Maria Emanuela e all'ospedale di Schiavonia alla dirigente dottoressa Zaccheo Tonia Marina. L'area della diagnostica di laboratorio per immagini è affidata alla dirigente delle professioni sanitarie dottoressa Didonè Valentina. L'unità operativa semplice professioni sanitarie territorio dipende gerarchicamente dal direttore della funzione territoriale e opera in sinergia con l'unità operativa complessa direzione delle professioni sanitarie per le funzioni di competenza e secondo gli obiettivi definiti dalla direzione strategica. Inoltre collabora con i direttori delle strutture tecnico-funzionali afferenti al territorio e con le altre unità operative semplici delle professioni sanitarie per promuovere le attività trasversali alle tecnostrutture aziendali. Queste sono le principali funzioni affidate all'unità operativa semplice professioni sanitarie del territorio. La direzione dell'unità operativa semplice professioni sanitarie e territorio è affidata alla dirigente dottoressa Frison Natalina. Al fine di migliorare e facilitare l'integrazione professionale e organizzativa e le sinergie tra i servizi, unità operative e territoriale, l'unità operativa semplice professioni sanitarie e territorio è articolata in area risorse umane per i distretti Padova, Bacchiglione e Alta Padovana, area risorse umane per i distretti Terme Colli, Piovese e Padova Sud, area delle cure primarie e cure palliative, area materno-infantile disabilità e non autosufficienza, area salute mentale e dipendenze, area gestione centri servizi anziani e coordinamento funzionale educatori professionali con afferenza all'unità operativa complessa sociale. La direzione dell'unità operativa semplice professioni sanitarie e territorio si trova in via dei Colli 4 a Padova presso il complesso sociosanitario dei Colli. Il processo di accoglimento e inserimento del personale di nuova acquisizione o neoinserito afferente alle professioni sanitarie o di supporto è basato su di un percorso aziendale formale e strutturato.
Il percorso di inserimento è fondato sul principio di valorizzazione della risorsa umana, è affidato a personale esperto e prevede il raggiungimento progressivo di obiettivi specifici e personalizzati in funzione del profilo professionale considerato e del contesto operativo di riferimento. Dalla letteratura ad oggi disponibile emerge che l'efficacia del percorso è correlata principalmente ad una chiara pianificazione, alla preventiva condivisione di attività, obiettivi e attese tra il personale neoassunto e neoinserito e quello dell'unità operativa di inserimento, attraverso la presenza di specifici documenti, all'identificazione di un referente dell'inserimento e alle caratteristiche del contesto lavorativo, come ad esempio la capacità del gruppo di accogliere e di includere il nuovo collega. L'azienda ULSS Euganea ha investito nella progettazione e nell'implementazione di un percorso di inserimento e valutazione del neoassunto e neoinserito nel rispetto delle indicazioni di letteratura. Insieme ai coordinatori e alla direzione delle professioni sanitarie, nel percorso di inserimento sono coinvolti anche il neoassunto, ossia il professionista sanitario o l'operatore di supporto che entra a far parte dell'organizzazione attraverso un nuovo contratto di lavoro e che potrebbe non avere precedenti esperienze lavorative relative al profilo professionale per il quale è assunto. Il neoinserito, ossia il professionista sanitario o l'operatore di supporto che proviene da un'altra realtà lavorativa all'interno della stessa azienda o per mobilità da un'altra azienda, e il referente dell'inserimento, ossia l'esperto al quale è affidato il nuovo collega da inserire nello specifico contesto operativo aziendale. Le macrofasi del processo sono definite accoglimento, inserimento ed affiancamento. L'accoglimento è la fase iniziale di reciproca conoscenza tra neoassunto e neoinserito e il contesto operativo considerato. L'inserimento riguarda il successivo e progressivo coinvolgimento del neoassunto o del neoinserito nelle attività tipiche della sede di lavoro, e l'affiancamento è il processo che riguarda il raggiungimento progressivo dell'autonomia del neoassunto o del neoinserito con il supporto e la supervisione del professionista esperto. La direzione delle professioni sanitarie dell'azienda ULSS Euganea ha predisposto, in collaborazione con i coordinatori delle professioni sanitarie, i seguenti documenti a supporto del percorso di accoglimento, inserimento e valutazione del personale neoassunto e o neoinserito. Procedura di accoglimento, inserimento e valutazione del personale sanitario del comparto dell'azienda ULSS Euganea. Piano di inserimento e valutazione specifico per profilo professionale e o setting assistenziale. Guida all'utilizzo del piano di inserimento e valutazione per neoassunti o neoinseriti specifica per ciascun piano di inserimento e valutazione presente. La guida per referenti dell'inserimento all'utilizzo del piano di inserimento e valutazione specifico per ciascun piano di inserimento e valutazione e il riepilogo della valutazione. La procedura accoglimento, inserimento e valutazione del personale sanitario del comparto dell'azienda ULSS Euganea è consultabile e scaricabile dall'intranet aziendale. La revisione 00 del 2018 è attualmente in aggiornamento. Il piano di inserimento e di valutazione è uno strumento aziendale che guida l'inserimento, che indica competenze e performance attese e che supporta i coordinatori delle professioni sanitarie nella formulazione di valutazioni oggettive. In azienda ULSS Euganea sono stati elaborati 45 piani di inserimento e di valutazione specifici per profilo professionale e o contesto operativo. La guida all'utilizzo del piano di inserimento e di valutazione del neoassunto o del neoinserito è uno strumento aziendale che supporta il corretto utilizzo del piano di inserimento e valutazione, in quanto esplicita le modalità operative previste per l'inserimento e la valutazione del neoassunto e o del neoinserito, dettaglia le conoscenze e o le competenze specifiche per ogni obiettivo riportato nel piano di inserimento e valutazione, identifica chiaramente il tempo stimato per raggiungere i vari obiettivi stabiliti. A ciascun piano di inserimento e valutazione è abbinata una guida specifica. La valutazione del personale neoassunto viene formalizzata tramite tabelle inserite nel piano di inserimento e di valutazione che permettono la registrazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo e della competenza attesa. La valutazione finale è preceduta da una valutazione intermedia. Entrambe le valutazioni sono condivise con l'interessato secondo le tempistiche previste dal contratto collettivo. Una valutazione positiva del periodo di prova è requisito fondamentale per l'assunzione. La valutazione del personale neoinserito viene invece formalizzata con giudizio sintetico dicotomico.
Le valutazioni puntuali devono essere riportate nel quadro riassuntivo e tradotte in un giudizio sintetico globale. I documenti presentati sono pubblicati nella sezione dell'intranet aziendale denominata Direzione delle professioni sanitarie, raggiungibile secondo il percorso indicato.